Ecco, stiamo parlando appunto del ruolo anche degli studenti, quindi gli studenti festeggiano, anzi attendono questa data, è anche un momento un po' per fare dei confronti tra di voi, immagino. Per quanto riguarda Fulvio Dal Zio, vuole ricordare qualche cosa relativamente al discorso studenti e università? Sì, prima dicevo, insomma, brevemente, molto celermente, insomma, le principali stragi di popolazione civile a conseguenza delle retate, dell'efferatezza nazista e fascista. Voglio ricordare che Padova, l'Università di Padova, mi sembra sia l'unica università italiana che è stata insignita della medaglia d'oro al valor militare proprio per il ruolo svolto dagli studenti e dai docenti durante la guerra di liberazione. Ricordo anche che il rettorato di Padova con Concetto Marchesi, poi era ritornato dall'esilio Silvio Trentin e Meneghetti, c'era il comando del CLN Veneto all'inizio dopo l'8 settembre, prima che Concetto Marchesi se ne andasse, con l'appello agli studenti che invito tutti a leggere, ai giovani, è bellissimo, sono pagine straordinarie, righe straordinarie che invito tutti a leggere. Era, ripeto, il rettorato, era la sede, insomma, del CLN Veneto, quindi insomma, anche l'Università di Padova, insomma, ha dato il suo contributo. Quando si entra nel cortile nuovo, sulla destra c'è la lapide con tutti i nomi degli studenti e dei docenti che hanno perso la vita nella lotta di liberazione. Infatti è bene ricordarlo. C'era un messaggio poco fa che era arrivato, vediamo se la regia me lo rimette in onda. Rolando Rivi, seminarista, vittima dei partigiani. Non criminalizzo assolutamente, ma la purezza non ha colore. Ma, allora, io voglio essere esplicito. Un conto è, come dire, la solidarietà, la pietà umana che si dà a tutti. Però non è un discorso morale il mio. Lì c'era una situazione e purtroppo quando c'è la guerra è così, o stai da una parte o stai dall'altra. La vediamo anche adesso, quindi, ed è pericoloso, mi rendo conto. Però in quella situazione c'era chi ha combattuto, ha perso la vita per riconquistare, per ridare dignità a un paese, e chi era da un'altra parte. Ecco, allora, non c'è dubbio che se l'Italia ha riconquistato la libertà, c'è stata la democrazia, abbiamo conosciuto un periodo straordinario di sviluppo, è stato grazie a queste persone, questi uomini e queste donne che si sono battuti, che hanno preso il proprio destino in mano per riconsegnare l'Italia, riconquistare la libertà. Quindi chi era da un'altra parte aveva torto. Ripeto, non sto facendo un discorso morale, la pietà umana vale per tutti, però dal punto di vista politico e storico anche, chi era da una parte combatteva per la libertà, chi era da un'altra era da un'altra parte, insomma, e aveva torto. Ricordo anche, visto che come Speech GL stiamo facendo e vogliamo continuare a farlo un lavoro di recupero di tutta una serie di monumenti, di lapidi che ricordano partigiani, i luoghi dove sono stati uccisi dei partigiani, delle persone che sono in stato di abbandono quando non sono stati a loro volta danneggiati, anche vandalizzati, e lo stiamo facendo in tutte le province, l'abbiamo già fatto a Belluno e a Rovigo, è stato fatto anche a Venezia con il recupero della tomba di famiglia dei Trentin, di Silvio Trentin, che è a San Donà di Piave, perché la famiglia Trentin è originaria di San Donà di Piave, e vogliamo continuare anche nei prossimi mesi questo lavoro di recupero di queste lapidi, di questi luoghi, per lasciare una testimonianza, perché come sempre diciamo, per
sapere dove andare, dobbiamo anche sapere da dove venire. Veniamo. Ecco, e l'atto fondativo della nostra Repubblica è il 25 aprile. Su questo. 25 aprile, allora chiedo alla regia se mette in onda anche delle slide. C'è la slide che parla appunto di come viene festeggiato la festa della liberazione un po' in varie parti d'Italia. Abbiamo appunto una serie di appuntamenti che ci sono in varie città del Veneto in modo particolare. Appena appunto è possibile metterla in onda, così tanto la teniamo ferma là, voi potete anche vedere come viene festeggiata e anche da chi viene organizzato questo, perché in parte c'è l'ANPI, poi da un'altra parte abbiamo appunto lo SPI, il sindacato con la partecipazione dei comuni. Ecco, questo appunto è la 9 ottobre, adesso ne parliamo subito, ma è ancora la slide successiva se non erro, comunque con le varie locandine. Allora, a questo proposito, visto che intanto è partita la slide del 9 ottobre 2021, io parto invece questa volta con gli studenti. Che cosa rappresenta? Cosa è successo? Tanta paura. Noi avevamo quel giorno, la sera in Veneto, il nostro congresso regionale, ci arriva questa notizia e siamo rimasti pietrificati, perché ci siamo sentiti direttamente attaccati in quanto studenti e in quanto non solo studenti ma studenti che credono nei valori della democrazia, della pace, nell'importanza del sindacato appunto nel nostro paese come appunto baluardo di democrazia. È stato spaventoso perché un gesto così forte, così violento e volgare, insomma, io non l'avevo... Cosa è stato fatto? Ricordiamolo a chi non ha magari. C'è stato appunto lo sfregio della sede della CGIL a Roma da parte di gruppi neofascisti, insomma non userei altri termini se non questo. Cioè sedicenti perché si sono dichiarati tali? Alcuni, se non sbaglio, addirittura sì, poi ci sono stati questi giorni proprio stamattina alcune sentenze. Comunque la matrice era abbastanza chiara e quello che è stato, insomma, poi si è visto con questi video che sono veramente. Qui vi stiamo vedendo appunto 15 aprile. Questa marzo. Invece era di Siena, che è stata qualche giorno fa, qualche giorno fa. C'è sempre qualcuno è entrato nei locali e ha imbrattato. Questa era un una po' sede tutto. universitaria, se non erro. Ah, sede universitaria. Comunque il messaggio è sempre quello, l'attacco. Eccolo qua, fermo là con le locandine, sto parlando alla regia, che me le ha trovate, prego. Insomma, comunque il messaggio che vogliono mandare è molto chiaro, quindi quello di attaccare un presidio di democrazia che è in tutto il territorio e che non solo è un simbolo di democrazia ma che rappresenta tantissime cittadine e cittadini, lavoratrici, lavoratori, pensionati e poi appunto anche che hanno un forte legame con le città, con i territori. Per cui insomma non è un insulto, non è una minaccia solo al sindacato, ma è una minaccia, mi sentirei di dire, a una grandissima parte di italiani. Quindi la nostra sensazione di primo acchito è stata tanta paura, ci siamo sentiti veramente attaccati, non dico personalmente ma in realtà sì, e poi però tanta voglia di reagire, di rispondere e di capire ancora che cosa significa oggi essere antifascisti, perché ce lo siamo sempre detti, noi siamo studenti antifascisti, lo saremo sempre. Nel momento in cui senti che la risposta che devi dare deve essere molto più veloce, molto più pronta, e che appunto l'attacco non è solo un'ipotesi ma è la realtà, perché appunto oltre a quello di Roma c'è stato quello di Siena e ce ne sono di molto più piccoli, magari molto più nascosti, ma sono quotidiani, in quel momento allora senti che come studente devi farti valere e la tua è una battaglia, diciamo, quotidiana che devi portare nelle scuole, devi portare nelle aule dell'università, devi portare nelle strade, nelle piazze e appunto ci siamo fatti carico con tantissima voglia anche noi di questa battaglia al fianco del sindacato dei lavoratori e dei pensionati, perché appunto insomma è quello in cui crediamo e non poteva esserci un'altra via percorribile. Chiaro. Adesso do la parola a Fulvio Del Zio a questo proposito, leggo prima il messaggio. Mi fa piacere sentire parlare i giovani del 25 aprile, bravi, certi fatti non devono essere dimenticati. Fulvio Del Zio. Sì, no, io volevo integrare un po' quello che diceva adesso Beatrice. Il 9 ottobre c'è stato l'assalto alla sede della CGIL da parte di forze fasciste. C'era il leader di Forza Nuova, adesso mi sfugge il nome, e stamattina hanno arrestati altri 5 neofascisti. Insomma. Quindi è chiara la matrice di quell'assalto, di quella devastazione. Ricordiamo tutti che partì da Piazza del Popolo con una gestione dell'ordine pubblico molto discutibile e i leader di Forza Nuova e di Casa Pound, mi sembra, di Roma, guidarono quel corteo che era stato indetto dai Novax, hanno strumentalizzato, però c'è da chiedersi perché, e andarono ad assaltare
la sede della CGIL. Fortunatamente mi sembra si siano limitati al piano terra, però per dire vennero distrutte macchine fotocopiatrici, computer, anche un quadro di Calabria venne sfregiato, insomma, perché la CGIL, i principali pittori italiani hanno fatto dono di importanti opere, insomma, quindi la matrice è chiara. Ricordo che dopo non ci furono solo quell'assalto, ma ci fu anche per parecchi giorni venne messo fuori uso il sistema informatico della sede, c'erano degli attacchi hacker molto pesanti, che anche quelli oggi sono una violenza che se vuoi colpire un'organizzazione ottieni certamente risultati importanti. Quindi ecco, e poi ci sono, come giustamente diceva Beatrice, tutta una serie di attentati, di violenze, di devastazioni alle sedi della CGIL. Quello che è grave, si ricordava prima quello che è successo all'Università di Siena, era una lavoratrice iscritta alla CGIL, infatti sul muro c'è scritto CGIL, si vede, ma lì è doppiamente grave perché si va su una sede universitaria della scuola, quindi cultura, giovani, che quindi insomma, invece dovrebbero essere valorizzati e tutelati, e poi si colpisce ancora una volta appunto la CGIL attraverso la postazione di una lavoratrice iscritta alla nostra organizzazione. La nostra organizzazione che, apro la parentesi, insomma, ci sono state di recente le votazioni delle RSU, quindi dei delegati, sia nel pubblico impiego che nella scuola, e la CGIL in tutta Italia si conferma di essere la prima organizzazione per numero di voti e per i risultati conseguenti. Quindi ecco, insomma, il radicamento della CGIL è importante, insomma. Il punto è che quando si attacca il lavoro, le sedi sindacali, infatti ci fu una risposta unitaria. Il 16 ottobre venne fatta una manifestazione di CGIL e CISL UIL, insomma, perché quando si attaccano anche sedi della CISL e della UIL vennero devastate, colpite, furono oggetto di attenzione. Quindi insomma, quando si attacca il mondo del lavoro si attacca la democrazia, quindi quello da chiedersi è perché in quel contesto, in quel momento che stavamo vivendo, in piena pandemia, come dire, le forze neofasciste si sono sentite autorizzate nel senso così forti da poter assaltare e devastare la sede nazionale della CGIL, che in tutti gli anni della sua storia mi sembra sia stata la seconda volta che ha subito un attentato, perché nel 1955 ci fu una bomba messa proprio a Corso Italia, che anche quella di dubbia matrice, insomma. Torniamo a parlare di questo, però affrontiamo anche la questione attuale dopo la pubblicità, tra poco.